Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini. Oggi ci troviamo per celebrare la vittoria della squadra Under 14 del Padova Calcio, fresca vincitrice dello scudetto nazionale, a Recanati battendo in finale la Roma 2-1. La straordinarietà di questo risultato si deve legare a un altro successo recente della categoria Under 14 del Padova, che nel 2023 ha vinto ancora lo scudetto nazionale, dunque uno straordinario successo per una squadra che fino a pochi giorni fa militava in Serie C e che ora fortunatamente, e l'abbiamo celebrata qualche settimana fa, ha guadagnato la promozione in B. Un settore giovanile straordinario, quello del Padova Calcio, che ha portato alla ribalta nazionale, ma nel piccolo anche in prima squadra, giocatori veramente illustri. Pensiamo solo quest'anno a Mattia Fortin, a Beccaro, a Montrone, e scorrendo un po' più negli anni ad Alosha Vasic, a Giovanni Leoni, a Luca Moro e tantissimi altri. Dunque un orgoglio, un fiore all'occhiello il settore giovanile del Padova, e oggi abbiamo veramente l'onore di ospitare qui il coordinatore responsabile del settore giovanile, Carlo Sabatini. Devo ricordare che il mister, perché io lo voglio chiamare ancora mister, è stato capace nel 2009, 21 giugno 2009, in quel di Busto Arsizio, di regalare al Padova e alla città di Padova una promozione in Serie B che sembrava veramente insperata fino a pochi mesi prima. A fianco a Carlo Sabatini c'è il mister Roberto Curci. Se Andreoletti è stato l'artefice, il segreto della promozione del Padova Calcio in B, Roberto Curci ha grandissimo merito in questo altrettanto grandioso risultato sportivo dell'Under 14. Ospitiamo tutti i ragazzi che poi chiameremo nome per nome, senza dimenticare la collaboratrice tecnica Ambra Capotosto, il coordinatore del settore giovanile Ottorino Cavinato, e oggi che non sono presenti l'altro collaboratore tecnico Daniele Longato e il dirigente accompagnatore Antonio Carrisi. Prima di passare la palla agli ospiti, voglio portare i saluti del presidente del Calcio Padova Francesco Peghin, dell'amministratore delegato Alessandra Bianchi, del consigliere con delega alla comunicazione e alle relazioni esterne Gianni Potti e il consigliere con delega al settore giovanile Luca Destro. Però porgo la parola al presidente della prima commissione Luciano Sandonati, tifosissimo del Padova, che ha voluto fortemente questo momento celebrativo e a cui passo la parola per dei saluti istituzionali. Beh, grazie anche da parte mia, ringrazio Massimiliano Ferrati che insomma da tifoso ma anche da giornalista di un certo calibro ci dà una mano oggi e anche lui ci ha dato una mano a organizzare questo momento. Poi devo ringraziare particolarmente anche il dottor Luca Furlan, che è qui con noi in Consiglio regionale, e anche lui insomma ci ha dato una mano a organizzare questa conferenza stampa oggi celebrativa con il Calcio Padova. Ringrazio e porto anche i saluti del vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo, che doveva essere qui con noi, ha avuto un imprevisto e anche lui ci teneva insomma a far parte del gruppo di oggi, perché insomma i risultati sportivi del Calcio Padova di quest'anno, un campionato, devo dire, il campionato maggiore, quello di Serie C, vissuto, io lo definisco sull'otto volante, specie nelle ultime giornate, che ci ha fatto veramente palpitare e ci ha dato delle emozioni, delle sensazioni che non provavamo da 30 anni. Voi ragazzi siete giovani, quindi ne vedrete molte nel prossimo futuro, però noi che siamo un po' più datati rispetto a voi, quest'anno ci siamo divertiti per fortuna molto, alla fine abbiamo insomma gioito in maniera anche un po' smodata, abbiamo recuperato anche, devo dire, tantissimi tifosi al Calcio Padova, perché la festa di quella venerdì sera 25 aprile credo resterà
negli annali, nella storia della città, non solo della squadra di calcio ma anche della città, perché veramente il popolo è sceso in campo, è sceso nelle piazze e ha festeggiato insieme alla squadra. Però oggi noi vogliamo festeggiare un grande trionfo di quest'anno dell'Under 14 che ci ha reso tutti quanti noi orgogliosi, ancora una volta, come ricordava Massimiliano Ferrati, dopo l'anno 2023, con un settore giovanile. Noi di solito noi veneti siamo abituati un po', non ci celebriamo mai abbastanza, non devo essere io che dico queste cose, ma quest'anno il settore giovanile del calcio Padova, adesso anche con la finale dell'Under 16, credo ha raggiunto dei livelli che mai nella storia aveva raggiunto, e credo che qui abbiamo i protagonisti che sono sicuramente i ragazzi, ma anche coloro, insomma, che con Carlo Sabatini, che ha organizzato e organizza tutto il settore giovanile. Anch'io mi permetto, dirò una ripetizione, però Carlo Sabatini è il nostro mister, perché che riguarda la promozione del 2009 mi ricordo benissimo la partita a Busto Arsizio con la Pro Patria, quindi anche quella è rimasta nella storia nostra di tifosi del calcio Padova e nella storia del calcio Padova. E poi mister Curci e tutto lo staff tecnico che ha collaborato, naturalmente i ragazzi che hanno dato prova di sé, diciamo, a livello nazionale, e credo sia giusto da parte nostra, insomma, il momento di oggi, questo momento per voi, per la squadra, perché negli ultimi anni, come ricordava Massimiliano Ferrati, la società ha avuto delle grandi soddisfazioni dal settore giovanile, ha realizzato anche delle plusvalenze importanti, ma abbiamo un formato di calciatori che stanno dando prova il meglio di sé nei due campionati maggiori, Serie A e Serie B, ma abbiamo formato anche dei ragazzi, degli uomini che insomma sono delle persone molto serie, e quindi mandiamo in giro della gente che poi non si forma solo dal punto di vista sull'aspetto sportivo, ma anche sull'aspetto, diciamo, comportamentale. Io conosco personalmente per esempio Aliosa Vasic, che è un carissimo ragazzo, e devo dire che insomma c'è un'impronta del calcio Padova, non solo con Aliosa ma con Giovanni Leoni, con Luca Moro e con adesso Matteo Fortini e gli altri che quest'anno, anche Montroni, insomma quegli altri che quest'anno hanno anche partecipato alla cavalcata vincente, e questo è un merito degli educatori, perché non è banale questa cosa nel giorno d'oggi, insomma. Sappiamo che il mondo del calcio è un mondo molto particolare, ecco. Chiudo con un augurio, un in bocca al lupo ai ragazzi per il futuro, perché è importante non montarsi la testa, mantenere sempre i piedi per terra, ma io credo che con delle persone come Sabatini e Curci e gli altri del settore giovanile, insomma, avete un ottimo viatico per questo, perché insomma avete dei grandi esempi davanti, e vedrete nei prossimi anni che strada faranno anche questi ragazzi che sono usciti dal calcio Padova. Grazie, mi fermo qui e do di nuovo la parola a Massimiliano che coordina tutto. Grazie. Sì, perché prima di dare la parola a Carlo Sabatini e a mister Roberto Curci, so che la regia ha preparato un video e che chiederei di far partire. Penso sia della finale di Recanati. Semifinale. Beh, mister, Carlo Sabatini, puoi commentarla in diretta, proprio dal punto di vista emozionale, non tecnico. Beh, credo che... Funziona? Si sente? Beh, tanto mi sentite, dai. Sono abituato a parlare a voce alta. No, credo che non c'è bisogno di aggiungere parole, bastano le immagini, vedere la gioia, l'entusiasmo spontaneo dei nostri ragazzi
che sapevano già di aver fatto un'impresa importante, perché comunque avevamo eliminato una delle squadre più forti d'Italia. Però se metti il microfono vai in streaming. Ah, perfetto. Ok. il mio. Sì, ribadisco appunto che bastano le immagini, basta vedere le espressioni di gioia e di gratificazione dei nostri ragazzi per capire l'importanza di questo successo, che poi naturalmente ci ha dato la spinta anche per fare l'impresa ancora più importante, che è quella della finale. Ci tengo a sottolineare che eravamo l'unica squadra di Serie C, ex Serie C, avete fatto bene a ricordarlo, perché finalmente abbiamo centrato un obiettivo importantissimo e non sta a me sottolinearlo, ma è abbastanza ovvio che gli investimenti che fa il Padova non sono minimamente paragonabili a quelli che può fare una squadra come la Roma, come il Parma, come la Juventus, che era l'altra semifinalista. E di questo dobbiamo dar merito assolutamente, sicuramente allo staff tecnico, che ha lavorato con grandissimo zelo e impegno per tutto l'anno, ma soprattutto ai nostri fantastici ragazzi. La parte che ci ha dato più gioia, più soddisfazione è stato il comportamento dei nostri ragazzi. Si sono complimentati tutti del comportamento dei nostri ragazzi, a partire dalle strutture alberghiere. Ci hanno fatto i complimenti per un comportamento esemplare da parte dei nostri ragazzi. E mi riallaccio alle parole del nostro Sandonà, che diceva che appunto la formazione dei nostri ragazzi non è solo limitata al campo, alla tecnica, alla tattica, alle corse, ma soprattutto ha una grandissima valenza sotto il profilo educativo. Devo anche sottolineare che abbiamo avuto un comportamento esemplare da parte dei nostri genitori. Anche lì abbiamo ricevuto i complimenti dei addetti ai lavori e tifosi delle squadre avversarie, perché è stata veramente una festa. Queste partite sono state una festa, i nostri tifosi, i nostri ragazzi hanno portato veramente l'immagine bellissima del Veneto, lo devo dire. È chiaro che noi siamo Padova, ed è chiaro che ci sentiamo, come dire, gratificati di questo senso di appartenenza forte che noi cerchiamo tutti i giorni di inculcare e di incrementare nei nostri ragazzi, ma in quel momento rappresentavamo anche il Veneto. Qui siamo nella sede della Regione Veneto ed è bene sottolineare questo aspetto. Abbiamo portato in giro per l'Italia, in un contesto che coinvolgeva tutta l'Italia, un'immagine fortemente positiva del Veneto, e di questo sono fiero ed orgoglioso. Grazie Carlo, mentre scorre ancora il video non posso non chiederti, allora, l'Under 14 capace di conquistare lo scudetto nazionale nel 2023 e nel 2025, l'Under 16 è in finale dopo aver battuto in semifinale l'Albino Leffe. Tanti giocatori, alcuni ne abbiamo nominati prima, portati in prima squadra o comunque all'attenzione del grande calcio. Giovanni Leoni adesso è conteso dalle big del campionato italiano. Allora, qual è il segreto? Lavoro, programmazione, scouting, ma ci spieghi bene il segreto di questo settore giovanile che, ricordiamo, è ripartito nel 2015, quando è ripartita la Biancoscudati Padova dopo, possiamo chiamarlo, il disastro Pennocchio, con praticamente la disgregazione di interi anni di settore giovanile fatti con passione, dedizione e professionalità. Ecco, qual è il segreto? Come si fa a ripartire e come si è stati capaci di ripartire e di riportare il settore giovanile del calcio Padova ai fasti di un tempo? Tira fuori la bacchetta magica. No, intanto devo dire che dietro ogni successo di ogni squadra e dietro ogni giocatore che si impone a livelli altissimi, tu hai nominato Giovanni Leoni, io nomino anche Bacci, che è un veneziano doc, e in questo contesto, in questa città stupenda, non si poteva non tener conto di questo aspetto. Anzi, vi ringrazio anche di quello. Ci avete fatto fare un'esperienza bellissima, perché questa è un'esperienza unica, irripetibile, che solo in questa città si può fare. E no, dietro ogni successo, quindi ogni ragazzo che migliora e che raggiunge un obiettivo importante, c'è il lavoro di tantissima gente.
Io cito l'esempio di Giovanni Leoni, perché Leoni, come Bacci, come Mattia Fortin, sono l'emblema della nostra filosofia di lavoro, perché noi prendiamo questi ragazzi molto giovani, quindi dai 6 ai 7 anni, attraverso un lavoro importante di scouting, ed è uno dei primi mattoncini che mettiamo. Quindi valutiamo tutto il territorio nell'arco di 50 km, nel raggio di 50 km, perché questo è il massimo dove possiamo arrivare con i nostri furgoni, e anche grazie all'impegno dei genitori che qualche volta ce li portano. E da lì nasce i primi gruppetti che poi noi portiamo avanti con, mi permetto di dire, grandissima passione da parte di tutti coloro che ci lavorano dietro, ma mi permetto di dire anche con grande competenza, perché tutti i nostri tecnici sono veramente molto preparati, e quindi alla fine qualche risultato arriva. Questi ragazzi noi li formiamo nel tempo, e quindi dietro c'è il lavoro adesso di Roberto Culci, ma l'anno prima di un altro allenatore, di altri allenatori, anzi li cambiamo spesso, perché ogni allenatore regala e trasmette ai ragazzi un qualcosa di importante. Da ogni allenatore, da ogni staff tecnico, da ogni collaboratore, ma mi permetto di dire anche da ogni responsabile, il ragazzo acquisisce giorno per giorno un qualcosa di importante e lo mette nel suo bagaglio personale. Quindi alla fine i risultati credo che si vedano, ma noi non ci accontentiamo. Io sono un ambizioso per natura, sono un competitivo perché ho fatto l'allenatore e le partite le volevo vincere, e vogliamo vincerle, ma vogliamo vincere soprattutto cercando di formare dei profili, dei ragazzi bravi, come ripeto, sotto tutti gli aspetti calcistici, ma soprattutto bravi ragazzi sani, che sanno come comportarsi. Io dico sempre che ai ragazzi che il nostro biglietto da visita è il saluto bello, radioso, a testa alta, quindi è già quello un biglietto da visita di come cerchiamo di educare i nostri ragazzi, e vogliamo esportare questa immagine del calcio Padova in tutta l'Italia, se possibile. Mister Roberto Curci, non ti chiediamo gli aspetti tecnici del successo, ti chiediamo la gestione del gruppo, la valorizzazione dei ragazzi sotto l'aspetto atletico, tecnico e soprattutto umano. E quanto di te pensi di aver trasmesso a questo gruppo? Si sente, sì. Allora, intanto devo ringraziarvi per l'invito, perché è un onore poter partecipare a certi eventi, e soprattutto rendere onore e giustizia alla nostra società e ai ragazzi che hanno compiuto l'impresa. Io sono un appassionato di calcio da sempre, come magari tante persone. Mi dedico, oltre al mio lavoro, all'attività di allenatore, che rimane quella preferita comunque, perché stare insieme ai ragazzi mi dà tanto. Io cerco di restituire a loro lo stesso, e cerco di formarli, diciamo, a 360 gradi. Non mi accontento di quello che fanno in campo, ma mi interessa molto anche di quello che succede fuori dal campo, e sono contentissimo del fatto che appunto anche tifosi avversari, piuttosto che le strutture dove ci ospitano, piuttosto che l'autista del pullman che ci ha portato, si sono divertiti con noi, ci hanno fatto i complimenti appunto per il nostro modo di essere. Quindi a me interessa che i ragazzi crescano con dei valori sani. Poi abbiamo una fortuna, che è quella di condividere il calcio come passione comune. Il calcio unisce e il calcio scalda i cuori, per cui attraverso questo noi riusciamo con i ragazzi a raggiungere anche degli obiettivi tecnici importanti. Loro sono stati molto bravi, perché durante quest'annata piano piano hanno capito che le cose importanti, cioè per raggiungere degli obiettivi importanti, non solo nel calcio probabilmente, ma anche nella vita, è proprio l'importanza del gruppo. Quindi stare insieme, cercare di condividere e di non aver segreti, di sostenersi. Ecco, in questo apro una parentesi. Io ho chiesto a loro, e loro lo hanno fatto all'ennesima potenza. Per regolamento noi potevamo portarne 20 a fare le finali, e la rosa è composta da 26 giocatori. La società ha fatto la scelta, che era stata fatta anche 2 anni prima, di premiare tutti i ragazzi,
e quindi anche questo va dato atto alla società, onore alla società di aver portato tutti i ragazzi che hanno partecipato al campionato alle finali, e chi è rimasto fuori comunque ha sostenuto e incoraggiato i propri compagni in ogni momento. Questo vuol dire che hanno capito che l'importanza del gruppo è primaria. Poi si può essere più o meno bravi, ci vuole pazienza per migliorare, ci vuole anche pazienza qualche volta per giocare, ma se un ragazzo capisce che con la pazienza si possono raggiungere degli obiettivi importanti e soprattutto che il calcio è un gioco di squadra, allora già è sulla giusta via. Questo probabilmente ha aiutato la squadra, ci ha portati a raggiungere questo risultato 2 anni fa, perché in questo caso vado anche a ritroso nella memoria della squadra che avevo, che era la stessa categoria, per cui una categoria che abbiamo portato alla finale scudetto, a vincere lo scudetto anche quest'anno, per cui è una categoria che ha bisogno proprio di questo, cioè di essere formata a 360 gradi, e quindi ci vogliono delle persone che si dedicano a loro, e quindi anche lo staff è stato molto importante. Abbiamo la fortuna di avere delle persone veramente appassionate anche dentro lo staff. E la chiamiamo, innanzitutto è presente Ambra Capotosto, chiamiamola qua. Prego, prego. Ecco, se mister ce la presenti e il ruolo che ha avuto nel suo staff, senza dimenticare gli altri componenti, l'altro collaboratore tecnico oggi non presente, Daniele Longato. Dunque un po' di luci di riflettori, giustamente è un lavoro importantissimo dei collaboratori tecnici. Certo, allora Ambra è stata con me anche un tempo addietro, abbiamo lavorato molto bene, un ottimo collaboratore, ma collaboratore riduttivo, nel senso che collaboratore magari si immagina solo quella persona che ti aiuta in campo. In realtà Ambra, come tutto lo staff, è stato molto presente anche in tutti i momenti extra campo, quindi nel sostegno ai ragazzi, a livello organizzativo, insomma. Non faccio una grande presentazione io perché merita lei di averla Ma facciamola parlare. Ambra. Ma allora è stato, come dire, abbiamo raggiunto 2 importanti obiettivi, soprattutto perché, come diceva il mister, una cosa importante è stata la condivisione, il sostegno ai ragazzi. Io gliel'ho anche detto al ritorno nel pullman da Recanati, e mi viene da dire che è stata un'esperienza bellissima, e quello che i ragazzi hanno bisogno in questa categoria è stato sicuramente il sostegno da parte di tutti, la condivisione, ecco. Poi noi come staff ci siamo sempre un po', come dire, abbiamo tanto condiviso, abbiamo individuato degli aspetti importanti che non sono soltanto quelli tecnici e tattici. Poi ovviamente la conduzione è stata di mister Curci, nel senso che però ecco, va dato merito a Roberto di aver portato comunque ad un livello di, come dire, di condivisione, di sostegno, di anche confronto, perché poi il confronto tra noi è stato attivo, vivace, anche col responsabile, insomma. E poi mi viene da dire pure che secondo me 2 anni, io sono 4 anni che sono al Padova, sono orgogliosissima, insomma, mi sento anche molto, come dire, fortunata, perché un episodio che mi ha colpito, eravamo alle finali e ero l'unica donna, quindi questa era una cosa che secondo me va dato atto al Padova, che è stato lungimirante, perché tra l'altro non sono l'unica, quindi non è una cosa scontata. Ecco, e quindi mi viene da dire questo effettivamente di molto importante, ecco. Poi ripeto, è stato un anno bellissimo, ancora di più sotto certi aspetti, molto intenso, e quest'anno poi loro si sono messi a disposizione, quindi sono stati intelligentissimi perché hanno avuto subito molta fiducia nello staff, e niente, dico questo perché ci sarebbe da dire tantissimo, stare qui ore, però ecco, questo è quello che poi soprattutto con anche la simbiosi con la dirigenza, con l'altro collaboratore, insomma,
cercavamo di supportarci a 360 gradi. È fondamentale questo è quello che penso sia doveroso dirlo, e la strada vincente sotto molteplici aspetti è proprio questa. Ecco, tutto là. Grazie Ambra. Adesso io mi alzo in piedi molto informalmente. Chiamerei il capitano della squadra, Nicolò Noventa. Prego, prego. Ora capitano. No, in piedi. Allora, l'onore di essere capitano di questo gruppo vincente, ma spiegaci il segreto del vostro gruppo, all'interno dello spogliatoio proprio. All'interno dello spogliatoio siamo molto uniti e ci diamo sempre la mano, anche in allenamento. In campo facciamo una corsa in più per il compagno e questo qua è stato il segreto per cui abbiamo vinto, diciamo, perché siamo partiti come squadra sottovalutata e abbiamo dimostrato in campo chi siamo tramite il legame che abbiamo e dopo la tecnica, gli aspetti tecnici. Senti, io adesso a te cedo il microfono e tu mi chiami uno a uno i tuoi compagni, nome e cognome, e me li chiami qui sul palco. Giovanni Rosa. Un applauso. Giovannini Elias. Edoardo Miozzo. Lorenzo Benetazzo. Matteo Bellemo. Raffaele Bascia, Cesare Scanferla, Giovanni Formenton, Teso Davide, Leonardo Postu. Ricordiamo anche gli assenti, quelli che oggi non sono potuti intervenire, mi pare Alvise Alaimo, Filippo Ballin, Mattia Belora, Mattia Bragagnolo, Denny Duca, autore della doppietta in finale con la Roma, mi risulta, Marco Maragno, Cristian Morandin, Maxine Monteneanu, Mattia Reffo, Davide Rossettini, Gianfranco Wright, Pietro Renzo Zanatta e Nicolò Zecchin. Facciamo vedere il trofeo, la coppa, lo alziamo. Non posso, complimenti, non posso non chiederti proprio le emozioni quando hai, a nome dei tuoi compagni, sollevato la coppa. Io all'inizio dell'anno non avrei mai immaginato di arrivare fino alla finale. Dopo vittoria ci ho sempre creduto fino alla fine. Siamo arrivati alle Final Four, abbiamo vinto i rigori col Parma e alla finale con la Roma mi sono detto è nostra, dobbiamo vincere, e così abbiamo fatto. Ma c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, timidezza a parte? Chi è che si è guardato più volte il video della finale? Quante volte? 3-4. E non smetteresti mai? No, mai. Grazie ragazzi, un applauso finale e complimenti veramente. Prego. Carlo Sabatini, questi ragazzi sono il futuro non solo del calcio Padova ma proprio del calcio italiano. Non posso non chiederle, adesso il Padova è in Serie B, la B è una vetrina importante, molto più della Serie C, che permette anche di valorizzare maggiormente i giovani del vivaio. Quali possono essere le prospettive a breve e medio termine per lo sviluppo ulteriore del settore giovanile del calcio Padova? Giustamente ha sottolineato che lei è un ambizioso, dunque i prossimi traguardi saranno quelli più importanti da raggiungere. Sì, devo dire innanzitutto che paradossalmente la Serie B favorisce l'inserimento nella rosa di più giovani, perché c'è un limite ai cosiddetti over, che sono 18, e gli altri devono essere giocatori che comunque provengono dal settore giovanile. E quindi questo dà inevitabilmente più spazio ai nostri giovani. E questa è già una cosa importante. Quindi è un paradosso, perché dovrebbe essere l'inverso, una categoria inferiore dovrebbe favorire il lancio di più giovani, invece è proprio l'opposto.
Anche per questo è stato fondamentale raggiungere questo obiettivo della Serie B. Oltretutto la Serie B ci consente di fare a livello under 15, questi ragazzi il prossimo anno faranno l'under 15. Fino all'anno scorso dovevamo partecipare per forza, per regolamento, ai campionati con le altre squadre di Serie C, che comunque sono forti, attenzione, perché parliamo di Vicenza, parliamo di Spal, parliamo di Albino Leffe, di settori Perugia, Ternana, la Spal adesso sparirà, però settori giovanili importanti, veramente storici. Ma adesso ci andremo a confrontare con realtà ancora più importanti, quindi giocheremo contro il Milan, Atalanta, Inter, e questo è già di per sé una gratificazione, ma dico io soprattutto ci consente di un confronto ad alto livello, per cui i ragazzi saranno stimolati sia a livello individuale che di squadra a dare il meglio di loro stessi, perché se si vuol competere con queste squadre straselezionate, con anche tanti giocatori stranieri, che non so se è un bene o un male, secondo me è un male, però dovranno tirare fuori il massimo, il meglio da loro stessi, quindi non solo il lavoro nostro, lo stimolo nostro che è giornaliero. Io dico sempre ai miei ragazzi che ogni giorno dobbiamo mettere un mattoncino, da ogni allenamento dobbiamo trarre il massimo e entrare dal campo con sorriso, perché il calcio è un divertimento, ma con una feroce determinazione a migliorarsi. Uscire dopo le 2 ore di allenamento che in qualcosa siamo migliorati ogni giorno, perché solo così si raggiungono traguardi importanti. Quindi probabilmente avremo il rosa nella prima squadra, poi naturalmente le competenze sono del direttore sportivo e del mister, che hanno dimostrato però veramente di essere molto ma molto competenti, e quindi ci sarà più spazio per i nostri giovani. Quindi il primo obiettivo più importante per quello che riguarda un settore giovanile di una squadra professionistica, nello specifico il settore giovanile del calcio Padova, è formare più giocatori possibili idonei all'inserimento in queste categorie. Quindi questo è il nostro obiettivo più importante. Spesso questo obiettivo si raggiunge con i risultati che ottengono le squadre, perché una squadra limitata evidentemente non riesce ad avere grandissimi risultati. Una squadra che raggiunge risultati importanti probabilmente al loro interno ha grande qualità, però non ci dobbiamo accontentare, perché io dico che se anche Madre Natura ha, mi piace fare l'esempio della fatina, perché avendo avuto figli piccoli mi guardavo spesso i cartoni animati, quindi la fatina, che la polverina magica, no? Il talento si sparge così, un po' di polverina magica ce l'avete tutti, ragazzi, ognuno di voi, chi sotto l'aspetto tecnico, chi sotto l'aspetto atletico, chi sotto l'aspetto mentale, ma questo talento va accresciuto, coltivato attraverso il duro lavoro quotidiano, e questa è la nostra filosofia, e questo è quello che trasmettiamo ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo dei nostri allenamenti. Mister, ci presenta lei il coordinatore Ottorino Cavinato, che chiamiamo sul palco. Due parole su Ottorino, prima di dare la parola a lui. Che dire, con Ottorino ci conosciamo da più di 30 anni, perché nelle mie tante esperienze al calcio Padova, perché sono state 4 volte che sono tornato, e devo dire che questa, avete citato l'impresa di Busto, che naturalmente resterà un ricordo indelebile per me, perché abbiamo citato anche quella serata in Prato della Valle con tutti i tifosi. Io ero fra di loro, ero un tifoso normale quella sera. Era un'esperienza, è stato per me un déjà vu, perché quell'esperienza l'avevo già fatta, bellissima, quando questa città esprime tutta la sua passione in quel modo, è veramente un'esperienza che mette i brividi. Ma devo dire che il ritorno al settore giovanile, perché l'avevo già fatto in passato, è stato qualcosa di bellissimo, di gratificante. Mi sento veramente appagato, felice, appagato, attenzione, non appagato perché l'ho detto prima, io già sto pensando a come migliorarci. Come migliorarci potrebbe essere per esempio attraverso strutture più importanti. Guardo
perché veramente le strutture sono fondamentali per fare un'attività di alto livello, migliorarci sotto tanti aspetti. Noi nei nostri staff abbiamo per esempio anche una mental coach, una psicologa che ci aiuta nel lavoro quotidiano, perché va a individuare degli aspetti che magari sono reconditi, che è difficile scovare, e lei naturalmente, essendo un'esperta, riesce a focalizzare alcuni elementi per, come dire, portare alla luce aspetti dei ragazzi che magari non riescono ad esprimere in un momento, ma che esprimeranno in un futuro prossimo. Quindi adesso mi sono dimenticato la No, domanda, dobbiamo parlare di Ottorino Cavinato, a cui chiedo di raccontare la sua esperienza. Te lo devo presentare, Sì, ecco. perché è una figura fondamentale, perché è una figura che mi aiuta tantissimo, perché le squadre da seguire sono 10 e lui segue in particolare le fasce intermedie, ed è una figura sempre presente che esprime serietà e competenza. Solo a guardarlo girare per i nostri campi, come si rapporta con gli staff tecnici, come si rapporta con i nostri ragazzi, dà una sensazione di fiducia e competenza e serietà. E quindi gli faccio i complimenti per questo lavoro importantissimo che svolge, e adesso gli lascio la parola, perché sennò parlo sempre io. A Ottorino Cavinato chiediamo non solo l'esperienza maturata quest'anno, in questa cavalcata trionfale, ma anche in tutto il suo percorso al Calcio Padova. Beh, sono 30 anni che sono al Calcio Padova, quindi l'esperienza ne ho fatta. Ringrazio Carlo per le parole, e in effetti io e Carlo abbiamo la stessa visione, quindi è facile trovarsi d'accordo sulle maniere da esercitare. Per quanto riguarda quest'anno, c'è un piccolo aneddoto che con il mister abbiamo un po' abbiamo verificato. Questa squadra ha perso una sola partita. A 2 giornate dalla fine del campionato abbiamo preso 4 gol dal Vicenza. È stata l'unica partita, e io e il mister abbiamo detto: ma questa sconfitta ci servirà per arrivare lontani, e in effetti è stato così. Poi sono stati bravi naturalmente solo loro, perché in campo ci vanno loro, però quella sconfitta ci è servita sicuramente ad arrivare alla domenica successiva con un'altra mentalità, con un'altra voglia. E poi in finale, devo dire, abbiamo meritato, non c'è niente, abbiamo meritato sia nella semifinale che nella finale, quindi ci hanno fatto i complimenti tutti, come giustamente era lecito. Ma 30 anni di esperienza al Calcio Padova, non ci può non svelare qualche altro aneddoto significativo che lei ricorda ancora, magari? Diciamo che quelli che hanno nominato un po' sono passati tutti, no? I ragazzi che stanno adesso in società professionistiche, però ad esempio con Leoni c'era una sinergia, c'era una maniera di vedere. Io sul ragazzo ci ho sempre creduto, anche quando all'inizio forse qualche dubbio poteva esserci. Può arrivare in nazionale, questa nazionale che ha tanto bisogno di giovani talenti. Ha la testa per arrivare in nazionale. Sicuramente è uno che sa cosa fare in campo, quando farlo, come farlo, ed è questo importante forse per un ragazzo giovane, avere come esempio uno che probabilmente a livelli tecnici o fisici è normale, però a livelli mentali è sopra la media. Grazie Ottorino Cavinato. A Roberto Curci, e vorrei chiedere come ultima domanda, giustamente Carlo Sabatini è un ambizioso, pensa già ai prossimi traguardi, non posso non chiedere anche a lei quali sono i prossimi traguardi personali e professionali, sempre nel calcio Padova, nell'ambiente del calcio, insomma, come allenatore. Sì, allora, l'ambizione ci deve essere, perché ti spinge comunque oltre i tuoi limiti. Professionalmente spero di riuscire con qualche opportunità a crescere sempre di più. Non mi pongo limiti, nel senso che non ne faccio proprio una questione di categoria, ne faccio una questione di percorso. Quando sono entrato a Padova ho sposato la filosofia della società, perché incentrava il miglioramento dell'individuo sul percorso che avrebbe potuto fare all'interno della società. Io l'ho fatto come allenatore, lo sto facendo e cerco di trasferirlo anche ai ragazzi. Quindi mi aspetto e dico a me stesso di continuare a cercare di trovare sempre quel qualcosa in più. Io mi dico sempre allo specchio: cerca di stupire più possibile chi hai davanti, sempre e comunque, e quindi lavoro su me stesso ancora prima di lavorare sugli altri.
lavoro tanto su me stesso per poter poi dare di più agli altri, e questo mi fa tornare indietro i miei sacrifici, insomma. Ecco, quindi quest'anno è successo di nuovo, quindi continuo per questa strada, insomma. Poi il futuro non si può prevedere, insomma. A Carlo Sabatini, come chiosa finale, chiedo quanto del mister c'è nel suo lavoro ancora oggi. Il mister Curcio? No, mister Sabatini, proprio, della sua esperienza come allenatore. Beh, io cerco, l'ho sempre detto quando sono rientrato, avendo avuto la fortuna di fare le categorie di prima squadra e tutte le categorie giovanili, quindi le ho fatte tutte a partire dai bambini della scuola calcio alle squadre primavere anche di un livello alto, e quindi ho detto, avendo ahimè raggiunto una certa età, ho detto cerco di trasferire queste mie competenze ai mister più giovani, come è giusto che sia. Sicuramente ai mister, ma soprattutto ai ragazzi, quindi qualche consiglio perché insomma sento di poterglieli dare, di trasmettergli qualcosa di importante. Quindi dei mister c'è molto, del mio c'è molto, perché ho questa ambizione di trasferire le mie esperienze a tutti i ragazzi, a tutti gli staff, ma c'è molto anche del lavoro dei mister, perché devo dire che gli allenatori adesso, tutti i nostri allenatori sono estremamente preparati, hanno veramente grandi competenze, si documentano, si aggiornano tutti i giorni, e poi il lavoro effettivamente che viene svolto in campo lo dimostra ampiamente. Un'ultima cosa, io vi voglio ringraziare veramente perché avete portato una squadra di ragazzi, di giovani. È facile portare una prima squadra che vince, ma il fatto che avete voluto una squadra di giovani mi ha riempito il cuore di gioia, di orgoglio e di soddisfazione, soprattutto in questo momento in cui noi ci riempiamo la bocca, tutti si riempono la bocca, adesso la nazionale ha fatto questo flop e ancora tornano a dire ma si lavora poco sui settori giovanili e si lavora poco sui vivai, e io veramente vi ringrazio perché avete pensato a una scuola di giovani. Grazie veramente dell'invito, siamo veramente fieri e orgogliosi di essere stati qua. Io ringrazio voi, spero che non sia l'ultima volta quest'anno che celebriamo una squadra giovanile del Calcio Padova, e non aggiungo altro per scaramanzia. Ringrazio la società Calcio Padova per aver permesso questa giornata bellissima anche per noi, e nel ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito sui social media, e do la parola a Luciano Sandronà per le conclusioni. Allora, non voglio aggiungere altro, ma adesso mentre mister Sabatini ricordava i giovani, no? Io invece ricordo, mi viene in mente, no, la nazionale dell'82, no? Quella gloriosa nazionale dell'82. Allora Paolo Rossi era un prodotto di un settore giovanile, l'aveva fatto alla Juve, poi insomma era passato al Como dove giocava pochissimo, si era infortunato, sembrava una schiappa. Me lo ricordo benissimo quando è arrivato a Vicenza in Serie B, perché seguivo il campionato, poi quello che è successo poi con l'esplosione a Vicenza, ma lo stesso Cabrini, Tardelli, tutti questi giocatori venivano da dei settori giovanili che erano formidabili dell'epoca, ed erano dei grandissimi giocatori, dei grandissimi uomini che hanno fatto veramente la storia del nostro calcio. Mi associo, non voglio aggiungere altro, perché credo che oggi per noi è stata una grande opportunità oggi quella di ospitarvi, perché dobbiamo credere nei ragazzi giovani, e credere anche nei valori che solo lo sport riesce a dare, lo sport quello sano, quello vero. Ecco, quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano, quindi Max Ferratti, il dottor Luca Furlan che ha organizzato, quindi lo ringrazio ancora una volta. Poi ringrazio anche, oltre a Carlo Sabatini e ai responsabili del settore giovanile di oggi, ringrazio anche la società del Calcio Padova, perché la dottoressa Bianchi, il presidente Peghin, Gianni Potti ci hanno dato grande disponibilità anche per oggi per venire qui. L'ha ricordato anche Massimiliano Ferrati, ma lo voglio sottolineare anch'io un'altra volta. Adesso arriviamo al momento finale. Non li lasciamo andare a mani vuote. No. Ecco. Allora c'è un riconoscimento per il mister Curci per la cavalcata di quest'anno, e poi c'è anche un riconoscimento per la squadra e per il settore giovanile. Ecco,
a Mister Curci gli diamo un leone stilizzato del Consiglio regionale del Veneto. Beh, penso che ci stia l'applauso, bravi. Prego. Ecco, grazie. Mentre per la squadra e per il settore rimarrà nel settore giovanile, noi, scusate ma devo organizzarmi. Consegno a Carlo Sabatini in nome di... tiriamo fuori di nuovo. Ecco, è il nostro leone del Consiglio regionale, la nostra targa, perché l'impresa di quest'anno è stata notevole e speriamo che sia viatico anche per l'impresa dell'Under 16. Quindi ecco, grazie per oggi e per questa giornata che ci avete regalato qui a Venezia, anche a noi che siamo tifosi e appassionati sportivi. Se volete ragazzi facciamo una foto.